Siamo al telefono con il sindaco della città di San Donato di Piave. Benvenuto sindaco Andrea Cereser, grazie per la disponibilità. Buongiorno. Sindaco, facciamo un attimo il punto su quella che è la situazione del comune allo stato attuale. Quante sono le persone, i cittadini sandonatesi positivi in questo momento in città? Noi conosciamo il dato relativo ai nuovi positivi e dopo un'estate in cui settimanalmente in media ci veniva comunicato un caso nei 7 giorni, la settimana scorsa abbiamo raggiunto il numero di 21. In diverse situazioni si tratta di nuclei familiari e in altri di persone singole. Si sa il tipo di contatto che hanno avuto, nel senso sono persone che rientravano da delle ferie o persone che hanno partecipato a degli eventi? Si sa il Diciamo contesto di che diffusione? sì, di norma la motivazione non ci viene comunicata, così neanche non ci viene comunicato lo stato di salute, però la casistica riflette quello che sta avvenendo a livello regionale e nazionale, dove le principali fattispecie sono legate a ritorno da vacanze in luoghi a rischio oppure in situazioni a rischio come appunto quella di partecipare a eventi con grande numero di persone, eventi soprattutto in luoghi chiusi più che all'aperto. Ecco, nelle prossime settimane anche in città verranno proposti degli eventi come amministrazione e lei è preoccupato, sindaco, per la Ma, situazione. diciamo, nel momento in cui li organizziamo abbiamo cura che siano anche previste e poi mantenute tutte le regole, quindi dal distanziamento alla mascherina all'igiene personale. Quindi le facciamo consapevoli che in ogni caso non dobbiamo abbassare la guardia. Nella maggior parte dei casi si tratta di eventi tenuti all'aperto e sappiamo che questa è una delle condizioni che rende il rischio più basso che non quelli che invece si tengono in luoghi chiusi o ventilati. Prossimamente, dal 14 riapriranno anche le scuole. In vista della riapertura delle scuole, voi state interessando anche la protezione civile per dare supporto, giusto? Sì, perché soprattutto per i primi giorni dobbiamo verificare e anche acquisire delle abitudini, leggi quella del distanziamento appunto, che non sono proprio immediate. Teniamo conto che i ragazzi di fatto mancano da scuola da 6 mesi e quindi avranno anche voglia di vedersi tra loro e come è comprensibile ci saranno delle situazioni nuove perché comunque è stato fatto un grande lavoro dagli istituti e anche dal personale del comune per adeguare gli spazi, per lavorare sul trasporto e per questo ringrazio Atobo che ci sta dando un aiuto prezioso. Poi ci sarà il tema della mensa, ci sarà una gradualità nella ripresa e sicuramente all'inizio anche con il coinvolgimento di personale supplementare come la protezione civile. E state pensando anche di istituire il COC, quindi? Sicuramente questo centro operativo comunale dovrà essere aperto come già alcuni comuni hanno fatto, perché anche solo le situazioni di positività comunicate prevedono che vengano chiamati tutti i soggetti, verificato se sono nelle condizioni di avere qualcuno che li possa aiutare per la gestione dei rifiuti, per la spesa alimentare, per quella dei farmaci, eccetera. Quindi il lavoro non si è mai interrotto, anche se chiaramente è a un livello molto meno intenso rispetto ai periodi più duri. Quindi in previsione di quello che potrebbe essere un aumento noi siamo pronti. Quindi al momento 21 casi positivi accertati la settimana scorsa vuol dire lo 0,051% della popolazione, quindi il dato non deve provocare allarme. Per fortuna un po' in tutto il periodo non abbiamo mai raggiunto l'intensità che invece ha caratterizzato altri comuni del Veneto, anche se dobbiamo ricordarci che il tributo pagato al Covid è stato di 15 persone che sono decedute in questi mesi. Quindi i numeri, per carità, possono anche essere piccoli, ma nel momento in cui parliamo di decessi di fatto il valore di questa perdita rimane inestimabile. Certo, assolutamente. Il senso era non provocare allarme, però comunque far mantenere un senso di responsabilità elevato. Assolutamente sì, noi adesso tutta l'Italia si sta concentrando su un avvio delle scuole in sicurezza, così anche noi dobbiamo fare e dobbiamo tifare per gli insegnanti, i dirigenti
e anche gli studenti, in modo che non ci siano poi chiusure, eccetera, e tutta l'Italia si deve concentrare perché l'economia possa continuare ad operare in sicurezza, senza immaginare nuovi periodi di chiusure che sarebbero veramente una sciagura. Certo, questo è il caso estremo, ma nel caso comunque dovesse verificarsi in via ipotetica, i comuni come San Donà sono preparati anche dal punto di vista economico ad affrontare magari una seconda chiusura? Ma dal punto di vista economico, in realtà noi abbiamo avuto un parziale ristoro dei maggiori costi o delle minori entrate che hanno interessato la prima parte dell'anno. Non voglio pensare che ci possa essere un'altra chiusura, anche se a spot potrebbe avvenire, cioè a seguito di situazioni magari di cosiddetti cluster o comunque particolari luoghi con un numero importante di contagi. Immaginare che questo sia generalizzato a tutto il paese è un pensiero che al momento sto rifiutando, perché non sarebbe accettabile. Certo. E quindi Parlando, confrontandosi con i colleghi sindaci del territorio limitrofo e anche con l'azienda sanitaria, il sentore per settembre-ottobre quale sarebbe? Ma allora, diciamo che noi sappiamo che nel momento in cui le persone, a seguito del cambiamento, diciamo, stagionale, verranno a frequentare maggiormente i luoghi al chiuso, ecco, questo fa aumentare la probabilità e il rischio che ci siano nuovi contagi. Adesso sicuramente abbiamo fatto tesoro di quello che abbiamo visto nella prima parte dell'anno, per cui siamo anche pronti a immaginare quello che potrebbe accadere in termini di sostegno alla popolazione. Ha fatto esperienza anche il Dipartimento di Prevenzione nella gestione dei casi di positività, quindi sicuramente siamo più attrezzati rispetto a quello che abbiamo visto, dove l'onda dei contagi, diciamo, ci ha travolti prima che potessimo renderci conto di quello che stava avvenendo, insomma. E quindi siamo più attrezzati, l'importante è poter diagnosticare subito dei casi di positività, così da isolare le singole persone o situazioni senza coinvolgere numeri più ampi, e quindi io credo che procederemo in questo senso. Al tempo stesso l'importanza di rispettare tutte le regole, su cui dico la verità, durante l'estate ho visto anche un po' di rilassamento, intendo il tema della mascherina o il tema del distanziamento. Quindi la prevenzione principale rimane sempre quella del comportamento del responsabile del singolo individuo. Per quanto riguarda invece l'apertura delle scuole, un ragazzo che può avere la febbre, questo comporterebbe l'isolamento fino al tampone di tutta la classe, quindi diventa difficoltosa la gestione dell'anno scolastico. Beh, intanto sarebbe importante che il bambino, la ragazza o il ragazzo uscisse di casa dopo aver misurato la temperatura di casa, in modo da evitare che una persona con febbre entri in contatto con altri studenti, con altre persone. E qui già c'è una prima responsabilizzazione dei genitori. So che è un fastidio, perché vuol dire prendersi un minuto per fare una cosa in più ciascuna mattina, però è anche la misura più importante, e questo anche a tutela degli stessi bambini, insomma. E questa è una prima forma di monitoraggio. Poi è chiaro che ci dovrà essere un collegamento diretto, preciso e rapido tra la struttura scolastica e la famiglia, come però insomma di solito avviene, per cui su questo starei tranquillo. Il problema ci può essere, ricordo, perché nel periodo autunnale non è che ci sia solo il Covid, per cui ci possono essere altre malattie, ci sono altre malattie anche con sindromi influenzali, sintomi respiratori, eccetera, eccetera, che possono mandare in allarme una classe o una scuola senza necessariamente coinvolgere il Covid. Quindi bisogna tenere i nervi saldi e avere un rapporto diretto con l'autorità sanitaria per distinguere caso per caso. È fiducioso che l'anno possa partire e arrivare a conclusione? Io direi di sì, perché molte misure sono state prese correttamente. Se manteniamo anche il rispetto dei comportamenti individuali che sono indicati, secondo me ce la facciamo. Sindaco, un ultimo messaggio che vuole rivolgere ai suoi cittadini? Il messaggio che rivolgo è che i ragazzi che vanno a scuola sono i ragazzi di tutti,
anche se magari non sono precisamente mio figlio o mia figlia, è la nostra gioventù e come tale va particolarmente tutelata se vogliamo dare un futuro al nostro paese. E quindi in questa attività, in questo sforzo che stanno facendo soprattutto gli insegnanti, i dirigenti, il personale ausiliario insomma, delle scuole e anche le amministrazioni, sarebbe bene che tutta la città facesse squadra, si riunisse per sostenere questo sforzo, questo impegno, rispettando appunto quelle che sono le regole che ci vengono insegnate ormai da mesi. Grazie Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave. Grazie a voi, buona giornata.